Tre colpi, no, frenate, tre colpi, come una bomba. È entrato, ha rotto la mura, è entrato qua in casa. È ancora incredulo il signor Franco, proprietario dell'abitazione di via Gorizia, che durante l'estate affitta anche a qualche turista. La paura fatica ad andarsene. Sono passate già 4 ore e ho ancora paura. Ma quando ha visto l'autobus cosa ha pensato? Che avesse visto? Bah, io, dal colpo che ho visto, io, con tutto quello che si sente in questi ultimi giorni, pensavo che fosse stato un attentato. E invece è una bomba, proprio un colpo di una bomba. E siamo venuti giù disperati. E non c'era, fortunatamente che quei 2 o 3 clienti che erano al mare, tutto sommato potevano aver preso. Possiamo essere anche contenti di come è andata. Ancora sconvolti molti dei residenti che hanno assistito alla scena. Un forte botto che non ho mai sentito una cosa così e mi sono tanto agitata. E ho detto a mio marito, Madonna, cos'è successo? Andiamo a vedere e abbiamo visto l'autobus incastrato nella casa di fronte e la macchina qua in mezzo alla strada, così. Ma non aspettavo mica di vedere una cosa del genere così, cioè è una cosa proprio pazzesca. E che c'era anche la mura di cemento che dovrei anche tenere un po' di botta, insomma no. Invece se c'era una ringhiera o un recinto qualsiasi, allora sì, andavo giù per la casa. Tante volte è successo qua, anche l'anno scorso, anche 2 anni fa, perché corrono troppo forte.